Eccoci qua carissimi amici appassionati di camion vintage, dopo un raduno di camion d'epoca nelle zone qua del Vicentino. Dici vecchio Marvi, ne hai abbastanza di camion? No, è arrivato qua un signore e mi ha detto ascolta, tu sei il Marvi? Eh sì, ascolta, ci sarebbe il camion del mio amico da visionare, magari vediamo se c'è qualcuno che può interessare. Ecco qua, abbiamo trovato un bel baffino, un bel Fiat 650 N1 del 1968 e niente, siamo qua in compagnia del bravissimo Valerio, amico qua del bravo Sergio. Vieni qua Valerio, spiegami un po', insomma, così un po' di meccanica e tutto qua. Questo intanto è stato il primo autocarro con gru che è arrivato a Valdagno. Gru non ce n'era, un autocarico da gru, è stato messo il stagliab qua e motore perfetto perché è stato rifatto pochi anni fa, che abbiamo rifatto qui in officina qui, meccanica per abbastanza beh, insomma ai suoi anni, però è integra insomma come meccanica. È integra come meccanica, anche come telaio e tutto quanto, è a posto come telaio. Niente, il peccato, la cosa brutta è che non ci sono più le sue sponde originali, sì, perché è stato sostituito le sponde, il cassone quando hanno fatto il gru non è stato portato più indietro il cassone, insomma come macchina, come cabina sì, non sarebbe neanche. Non sarebbe, come motore basterebbe metterlo in moto, però poi il motore lo vedi che è perfetto, non ha nessuna perdita d'olio, è stato rifatto poco tempo fa, abbiamo rifatto qui in officina. È questo qua è abbiamo detto quanti cilindri? È un 6 cilindri, è un 6 cilindri. Il motore del 110, 6 cilindri, 650 hanno fatto questo, il 110, dopo è arrivato il 115-17 che ha fatto il turbo con questo, 79-14, 95-14, 109-14, questo è il primo prototipo del motore che ha fatto la storia di quelle macchine lì. Ecco qua, adesso vi facciamo vedere un po' qua. Riusciamo a avviarlo o no qua? Le batterie, cosa dici? È giù di batteria. È giù forte? No Sergio, è giù forte di batteria. Sul mio metro di moto, no? Vedete il motore? Vediamo un po', dai, vediamo qua, siamo qua anche in compagnia del Luca, il contadino di Roveredo. Siamo qua dal bravissimo Sergio, qua abbiamo Valerio, un meccanico, come avete sentito molto competente, d'altronde fa il meccanico. Guardate qua, un bel baffino, insomma, originale, peccato appunto per le sponde perché è stato un camion che chiaramente ha avuto il suo bel sfruttamento. Ancora i cerchi, ancora tipo con le leggere cerchi intero, vedi? Sì. Cerchi intero. Ecco qua il suo bel cerchio. L'interno tutto, insomma, come al tempo, ecco, insomma, tutto originale qua. Poi giù di batteria, te dici che riusciamo a fare qualcosina o no? Ha detto il proprietario, io ho detto che non parte, Dio. Non parte? No, per il motore partire. No, certo, è chiaro, c'è giù di. Vuoi vedere meglio il motore da questo? Vai vedere meglio il motore. Vediamo un po' qua il contadino cosa ci dice qua. Porta dietro la pira, non sapevo. No, abbiamo visto là il motore. Direi che insomma niente, insomma Luca. Vedi, questo è ancora il compressore, dell'aria, raffreddato aria, non ha il passaggio di acqua per raffreddamento del compressore. Quanti chilometri ha più o meno non sai? Ne avrà fatto svariati. Sì. Eccoci qua, cari amici, insomma, fateci un pensierino qua, Ciao. a questo bel baffino, ripeto. È tutto originale, ripeto, a parte, insomma, chissà, le sponde magari si potrebbero anche trovare in qualche camion dismesso. Interessante qua la targa, tutto originale qua come vedete. Ecco qua c'è sotto il suo motore. Più o meno dovrebbe avere sui 6.000 e qualcosa di cilindrata, vero? Sì, 6.300 mi pare. Sì, 6.300, sì. Era facile da guidare sto camion, sì. Niente, insomma. Un po' duro, sì. Ecco qua, niente.
Luca, cosa dici? Io un po' più a zero, Sergio. Da portare a casa? Portare in campagna? Mi vaga. Ecco qua, dai, fateci un pensierino. Valerio, cosa dici? Sì. Se qualcuno interessa la macchina È chiaro, è qua. è qua. Proprietario. Cosa dici te? Qua, Se così. qualcuno interessa, io sono disposto a venderlo, Ecco. perché è fermo da un pezzo e Fermo da un pezzo, sì. basta voi lo mettiamo in moto. Dai, proviamo, facciamo questa avventura, dai, proviamo. Dai che proviamo, dai. Spostiamo la macchina in sul momento, io per il momento Dai che proviamo, dai. L'emozione, non arrendiamoci. YouTube, ricordo sempre io. Eccoci qua, cari amici. Io vedo. Andiamo a vedere qua cosa andiamo a combinare qua, Il vecchio Marvin ha detto dai, possiamo farcela, facciamo un tentativo. Cosa dici, Luca? Ce la faremo a farci del male? Non lo so, dai, vediamo ragazzi, così abbiamo la diretta, facciamo vedere cosa vuol dire ogni tanto accendere un camion d'epoca, fermo da anni, Con delle maniere un po' rozze. con delle mani- Rose alla contadina Roveredo. Sai qualcosa? alla contadina di Roveredo, però vediamo qua, forse per te cosa dici? Magari deve fare. Io no, massimo andava a Guardate un po' ragazzi, tutto per farlo partire. tutto per il mare. Vai, vai. Vai, vai, vai. Le ruote a terra. Ruote a terra, chissà se ci sarà gasolio, che sarà un po', adesso vediamo un po' qua la situazione. Vediamo un po' qua ragazzi, dai, la faremo? Sì, Marvin, ce la facciamo. Ecco qua. Facciamo. Marvin Tour qua, guardate un po' qua, Insomma, hanno detto che Vai, vai, vai. hanno detto che guardano i filmati del Marvin, dunque è vero che ci tengono che parta. Vediamo un po' qua. Fa un po' di fatica. Mamma mia, Sergio. Niente qua. La vedo dura. Ci abbiamo provato. Facciamo un tentativo qua. Niente, attenzione, niente dai. Stop. Si era acceso? Dite qua adesso perché. Si riprova, follia, follia. La passione, la voglia di... Va, va, va! Si era acceso, si era acceso. Sì, nava. Ragazzi, queste sono un po' le avventure del Marvin qua. Facciamo impazzire qua, insomma, Cosa dici, Guardate qua Michela con la Amy, la mascotte del Luca, il contadino di Roveredo. Vediamo un po' qua. Tira ancora. Luca, cosa dici? Ce la faranno i nostri eroi? Adesso andiamo là in trio, Sergio. E dopo tra la mano, Sergio. L'avventura continua. Riuscirà? È il nostro amico qua, Valerio, è il nostro Sergio a darci così questa emozione. Guardate lì, Luca, il contadino di Roveredo con Stego stanno studiando qualche sistema.
Guardate qua Luca, il contadino. Aspetta, non ce la fai, non trovi il giorno della forse che lo fa, Eccoci qua cari amici, proviamo l'ultimo tentativo dopo che il bravissimo Luca con la macchina ci ha portato a fare un giro pazzesco per trovare il posto. Dalla via. Vediamo un po' se parte Luca, dai! Crocia le dita Luca! Stego che fa pubblicità e dice in vendita e faccio pubblicità, bravo Stego, la paperissima, è il figlio, non lo sapevo, lo sapevi, è andato a capo uno, peso della bottiglia, vai che forte, va, finalmente, partito, il camion è vivo, pensateci, va, va Luca, ho visto il marcio del campo, va, perché tu non che arrivato in campo. Ah, insomma, non è che però se vuoi portare a casa il report rischi. Va. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, adesso facciamo salire l'aria. Saluto un po' tutti gli amici del canale. La pazzia del vecchio Marvin c'è. Però facciamo contento anche Angelo Carucci che mi dice sempre fammi filmati più lunghi. Guarda, mi cresce il naso, no! Gli cresce il naso. Eccoci qua, spettacolo qua, Ecco qua cari amici, è stata un'avventura, abbiamo tentato di metterlo in moto, il camion è partito, purtroppo le marce non entrano e niente insomma. Ecco qua, adesso Piazzo la paratia. vediamo un po', vediamo un po'. Aspetta Marvin, aspetta, vai tranquillo. Il camioncino va, insomma dai. Vediamo un po'. Dai, l'avventura l'abbiamo fatta. Ecco qua cari amici, allora Valerio e Sergio, battute finali, insomma, è stato bello fare questo... Bella esperienza. Una bella domenica. Bella domenica, Una dai, bella domenica, così. dai. Però dai, insomma, abbiamo fatto un po' di commedia, però insomma il camion è vivo, ci siamo divertiti, abbiamo un bel ricordo, insomma, così anche voi vi vedete in YouTube. Ecco qua, grazie a voi della segnalazione, e qua, eccoli qua gli amici. Dai Stego, cavolo, No, sai, dai. io volevo... No, è perché noi stiamo convincendo Stego. Prendi il Stego, camion, dai. prendi il Sta già camion. ridendo, Io rido perché invece Luca ne ha bisogno e sarà il primo camion Ma di se Luca. fa, il non posso contadino andare, del bisogna che la patente. Grazie, ciao a tutti. Spettacolo, ciao a tutti. Saluto un po' tutti gli amici del canale da questo camioncino e via andare. Saluto Max, saluto Angelo Carucci, Maurizio Brancato, Lucia, Daniela e niente, insomma, Demis, Max camion dei tuoi tempi, e anche il bravissimo Antonio da Salerno e tutti quanti gli appassionati. Viva Stego, prendi il camion, prendi il camion. Sì, dai, che sta già ridendo. Prendi il camion Stego. Sì.